e parliamo di un finanziamento dedicato ai prodotti audiovisivi in lingua friulana. I particolari di questa iniziativa sono stati presentati questa mattina al Cinema Visionario. Noi abbiamo sentito Paolo Vidali, presidente del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Presentato un nuovo finanziamento dedicato ai prodotti audiovisivi in lingua friulana in collaborazione tra Arlef e Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Per che cosa si caratterizza questa misura? Si caratterizza con la voglia di incentivare le produzioni audiovisive che usino la lingua friulana. Noi abbiamo nel corso dei nostri ormai 15 anni di attività finanziato delle opere realizzate in lingua friulana. La difficoltà rappresentata dalle imprese era quella di raggiungere un mercato più ampio. Noi siamo convinti e cerchiamo appunto anche con questa misura di rendere ancora più fattibile. Siamo convinti che il prodotto in lingua friulana abbia le stesse chance dei prodotti in italiano e cerchiamo semplicemente di dare un valore aggiunto alle produzioni in marilenghe. Ovviamente i criteri di scelta delle opere rimangono gli stessi, cioè rimangono quelli che il fondo applica ormai da 15 anni, e cioè la qualità del prodotto. Non vogliamo infatti che il prodotto in lingua friulana entri in una specie di riserva indiana che ne limiti la diffusione, ma vogliamo anzi che abbia caratteristiche di qualità che la rendono del tutto fruibile in giro per il mondo, con un valore aggiunto che è quello di usare la lingua friulana. Ricordiamo quante sono le risorse a disposizione. Le risorse aggiuntive sono 50.000 euro per quest'anno, poi noi ci auguriamo che questo possa anche aumentare, ma ripeto sono aggiuntive, e cioè i prodotti che vengono in qualche modo beneficiati hanno comunque la loro quota di fondo come tutte le altre opere, a cui si aggiunge appunto un finanziamento ulteriore. Quindi non è il finanziamento totale per le opere in lingua friulana, ma è un finanziamento aggiuntivo. Ricordo che il finanziamento totale per il 22 per il Fondo per l'Audiovisivo, per i contributi che la Regione dà attraverso il Fondo per l'Audiovisivo, sono di 1.250.000 euro.